tutte le volte lui è il chitarrista di Matteo, lui è il fratello di Enrico Nordio. Facciamo un applauso a Luca Nordio. Applauso a Luca e anche a Franco, giustamente. E anche a Franco Nordio. Che ti ha accompagnato. Io ricordo ancora il tuo disco che è in vendita sia da Media World che qui cosa c'è? Dimmi. Sudo ma godo. Su, beh, giusto. Piano piano che ci sono le signore qua un po' infogliate, non vorrei che saltassero, poi dobbiamo fare un antisommossa. No, ma avercene tra l'altro. Vi ricordiamo anche che... No, scusami. Sì, vai, dite. No, che domani sarai a Verissimo, è vero? È verissimo. È verissimo. Domani sarò verissimo, l'ho registrato ieri, quindi ci sarò domani, ma noi prevediamo il futuro, no? Ci sia, ci sia. Credo che domani... Sì. Lunedì è festa italiana. Sono più sono la tua agenda. Sapete mica mercoledì dove sono? La signora Moleskine, peraltro, che tiene l'agenda a casa. Vedi? Allora, no, invece la prossima settimana faccio un live su Radio Italia che sarà trasmesso da Radio Italia, appunto. Cosa c'è? Con tutto il gruppo, quindi poi vedrete sul MySpace quando sarà mandato in onda. Sì, quindi insomma vi invitiamo a guardarlo. Ricordiamo anche il MySpace, magari se qualcuno vuole... Il MySpace, il fan club su Facebook, la signora annuisce, quindi vuol dire che ne sa qualcosa. Sì. No, brave però le signore, mia mamma non sa neanche accendere il computer, quindi complimenti. Allora, la signora ha imparato... Per colpa mia, lo vedi, infatti Berlusconi mi darà un premio. E ai baristi la signora bionda basta prosecco, perché ha raggiunto il livello massimo. Ma dopo beviamo un digestivo da Intimissimi. Sì. No, ti garba Intimissimi. Intimissimi c'ha delle belle vetrine. Sì, non anche solo le vetrine. Anche mi sembra delle belle... Che salutiamo, tra l'altro, le commesse ci fanno uno sconto, anche ho sentito, dell'80%. Bene. Regalano la mutanda. Bene, beh, serve sempre. Tra l'altro non ricordiamo che dopo tu farai anche un po' di autografi, sia ai CD che alle cartoline. C'è una ragazzina che sta impazzendo. Anche le mutande, se volete, No, mutande no. Senti, noi avremo... Sono dei problemi intimissimi. Sudorie. Noi avremmo finito, ma se facciamo... Ma io farei un altro pezzo. Cosa dite? No, chiediamo. Voi cosa dite? Va bene, se non volete andiamo via, ragazzi. No, niente, non vogliono niente. Vabbè, quindi buona serata. Sì o no? Sì! Allora me lo dovete chiedere voi, via. Allora, facciamo proprio in carta intestata. Volete che Matteo Beccucci faccia un altro pezzo, sì o no? Sì! Sì o no? Avrei fatto lo stesso. Bene, allora io direi di sì. Ancora per voi Matteo Beccucci!